Seconda apertura dei termini per quanto riguarda la presentazione delle domande dell'ambito del piano FEAMPA nazionale 2021-2027, dove appunto vi sono delle risorse importanti per il settore della pesca e acquacoltura e che sono sicuramente voci che possono dare un po' di ossigeno al settore sicuramente colpito da tutta una serie di situazioni che li vede appunto deficitari. In arrivo, come dicevo, delle risorse importanti che vanno appunto nell'ambito dell'acquacoltura, degli investimenti sulla sicurezza a bordo dei pescherecci, piuttosto che l'ammodernamento dei motori degli stessi. Sono risorse importanti che dimostrano ancora una volta che la Regione del Veneto sul tema della pesca è in prima linea. È sicuramente funzionale la capacità, ovviamente grazie al supporto e al lavoro delle varie associazioni, cooperative e quant'altro che rappresentano il settore, sia pesca che acquacoltura, e che dimostrano ancora una volta con progetti funzionali e precisi di poter spendere i soldi che vengono messi a disposizione. Ancora una volta, che ben se ne dica, riusciamo anche a spendere quei soldi che le altre regioni a livello nazionale non riescono a spendere. C'erano 16 milioni nel vecchio FEAMPA che le altre regioni d'Italia non riuscivano a spendere o comunque non avevano speso, e grazie a un lavoro di concertazione anche con il governo siamo riusciti a recuperare falli nostri e riuscire a rimetterli in circolo per le varie associazioni, ditte e quant'altro del settore appunto pesca e acquacoltura. Questo è la dimostrazione lampante che la regione da una parte, ma le associazioni e tutto il mondo cooperaistico e quant'altro del settore pesca e acquacoltura sono in prima linea, hanno progetti sempre pronti per poter essere messi a regime, e dunque si va a beneficiare anche di quelle risorse economiche che magari le altre regioni non hanno usufruito e che andavano perse, a sua volta venivano di nuovo rimessi in circolo a livello europeo. Ecco, tanto per fare un ragionamento generale. Comunque, entrando nel merito, 1,5 milioni di euro relativi appunto alla sicurezza, rafforzando appunto il settore sulla parte economica, sociale e ambientale, e dunque per migliorare in generale appunto l'attività del pesca del nostro territorio. Altri 750.000 euro vengono messi invece sulla voce dell'ammodernamento dei motori di pescherecci, e 8 milioni invece per quanto riguarda il settore acquacultura, che va nello specifico per quanto riguarda appunto questo settore, nella trasformazione dei prodotti, favorendo appunto quella competitività e la crescita di questo settore fondamentale per l'economia del Veneto. Dunque sicuramente risorse importanti che vengono messe in circolo, e ovviamente adesso nel mese di dicembre cominceranno a essere aperte, diciamo così, i termini per presentare le domande, e poi nei mesi successivi, dei primi mesi del 2025, potranno appunto essere stilati sulla graduatoria e poi essere, diciamo così, elargite a chi ne ha diritto. Dunque è dimostrazione lampante che la Regione del Veneto ancora una volta dimostra di avere massima attenzione sul settore della pesca e dell'acquacoltura. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8:30, 12:30, 14:30, 18:30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro.